Una notizia bomba è arrivata questa sera alle orecchie dei tifosi del Napoli, e preparatevi. Perché quello che stiamo per rivelarvi farà emozionare tutti coloro che amano il nostro club. Come sempre, siamo qui per portarvi gli aggiornamenti più scottanti e rilevanti sul Napoli. Per tenervi aggiornati su tutto ciò che accade dietro le quinte. Prima di tuffarci in queste fantastiche informazioni, cogliete l'occasione per lasciare il vostro like e iscrivervi al canale. In questo modo, sarete sicuri di non perdere nessuna notizia sulla nostra squadra. Ora passiamo agli affari. Qualcosa di enorme si sta articolando nei corridoi del Napoli. Una mossa impressionante che promette di trasformare il futuro del club e di accendere ancora di più la passione dei nostri tifosi. Cosa c'è in serbo? Restate con noi, perché questo è solo l'inizio di una vera e propria svolta. Durante la trasmissione Fuorigioco il giornalista Antonio Corrado ha lanciato una vera e propria notizia bomba ai tifosi del Napoli. La società è in contatto per portare Milan Skriniar, ex Inter, per rinforzare la difesa. Con molta esperienza e conoscenza del sistema di Antonio Conte, Skriniar potrebbe essere il tassello mancante per completare la rosa del Napoli. Corrado ha rivelato che c'è stata una telefonata da parte del Napoli per il giocatore e le fonti sostengono che il club ha cercato di ingaggiarlo la scorsa estate. Ora, senza spazio al PSG, Skriniar è sempre più vicino a un possibile trasferimento. L'arrivo di Skriniar permetterebbe a Conte di sfruttare la difesa a 3. Un sistema di cui il tecnico si fida e in cui il difensore slovacco eccelle. Una mossa del genere porterebbe al Napoli una nuova solidità difensiva e aumenterebbe ulteriormente le possibilità del club nella corsa al titolo di Serie A. Ora, tifosi del Napoli, vogliamo sapere cosa ne pensate. Skriniar è il rinforzo ideale per la nostra difesa. La sua esperienza e la sua familiarità con Conte lo renderebbero il giocatore giusto per portare la squadra ad un livello superiore. Lasciate un commento qui sotto e partecipate a questa discussione sul futuro della nostra squadra e sulle prossime mosse di mercato.